La predica ben pagata. Nel novembre del 1829 ci fu una missione predicata a Buttigliera d'Asti e v'accorreva anche la gente dei paesi d'intorno. Giovanni Bosco vi andò assiduamente, tutto felice di poter ripetere la sera la predica a mamma Margherita. Una sera, tornando a casa, si trovò a camminare vicino a un vecchio prete, reduce anche lui dalla missione. Ragazzo, gli dice il vecchio prete con aria bonaria, ti do 4 soldi se mi sai dire 4 parole della predica di oggi. Giovanni attacca e recita l'intera predica, come se leggesse un libro. Olà, olà, bene! Che scuola hai fatto? Ho imparato a leggere e a scrivere. Mi piacerebbe studiare ancora, ma mio fratello più grande non ne vuole sapere. E perché vorresti studiare? Per farmi prete. Ebbene, vieni a stare con me. Il prete è don Giovanni Melchiorre Calosso, 70 anni, in pensione, che fa il cappellano a Morialdo. Margherita fu lieta di sistemare Giovannino presso il vecchio prete che gli avrebbe fatto scuola. Giovannino è alle stelle. Trovava di colpo quel che gli mancava: confidenza paterna, senso di sicurezza, fiducia. Passò così un anno in un batter d'occhio.